Amici di TeleG, buon sabato, ben ritrovati per una nuova puntata di Biazantes, ormai da qualche settimana spostata dal giovedì al sabato. E come di consueto, siamo in compagnia di Bruno Lombardi. Ciao Bruno, bentornato. Buongiorno a te. Buongiorno. Grazie. Allora, oggi so che ci dovrai parlare di medicina popolare in Sardegna. Non ti nego che questo termine mi lascia così un pochino, non riesco a decifrarlo, quindi resto in attesa di spiegazioni. È vero, hai ragione Graziano, in effetti è un termine un po' troppo forzato, ma l'abbiamo utilizzato per capirci meglio, diciamo così, per la tematica in sé, anche per, insomma, con il pubblico. Diciamo che noi trattiamo magari questo tema oggi nell'ambito delle tradizioni popolari, quindi qual è il rapporto tra, non so, la persona, per così dire, ammalata o colui che ha un certo tipo di sofferenza fisica e anche, se vogliamo, intellettuale o mentale o spirituale che vogliamo, nell'ambito della storia sarda e anche, ovviamente, però riportandolo ai giorni nostri. Quindi parliamo di tutto quello che è l'apparato, se vogliamo, delle erbe, no? Dei medicamenti con le erbe, ma anche di alcuni aspetti come per esempio Sameghine e Soggio, no? Quella che io chiamo così nel mio ambito logudorese, ma anche di quelle che per esempio sono, non so, il rapporto tra l'uomo e l'animale, quindi anche la cura, no, di quegli effetti malefici, se vogliamo così, o comunque di malattie che sono degli animali, quindi anche di una certa anche sapienza, se vogliamo, in alcuni ambiti del sardo in quel periodo. Oggi magari ci concentriamo forse su due aspetti, quello che è la medicina dell'occhio, perché il tema ovviamente è molto vasto, e poi quello che è un'erba molto particolare chiamata Seivae de Santo Giovanne, l'erba di San Giovanni, quindi l'iperico, chiamiamo appunto l'iperico perforatum sarebbe, no? in ambito scientifico, perché sono due elementi secondo me interessanti, dove il primo, quello del malocchio, ha una valenza, diciamo così, in un ambito che è quello che oggi il CICAP, che è questo grande, no, organo, ancora oggi e per fortuna esiste, che ci permette di capire in ambito scientifico quello che deve essere spiegato e quindi se funziona ovviamente, e quelle che possono essere eventualmente delle cose, chiamiamole così, inventate o comunque non scientifiche. Ecco, ma c'è una correlazione con la scienza per la medicina dell'occhio? No, nel senso che la scienza non lo riconosce ovviamente, ma anche nell'ambito della Chiesa, la Chiesa non riconosce questo aspetto, nel senso che viene vista come una forma di divinazione. C'è da dire una cosa importante della medicina dell'occhio, per chi ovviamente non lo sa, noi diciamo di cosa in generale è, ha una varietà di impostazioni simboliche di oggetti, perché poi non è solo fine all'isola di Sardegna, ma è praticamente in tutta Italia, forse nel sud Italia, compresa la Sardegna, è manifestata forse la maggior concentrazione di questi praticanti, no? Se vogliamo. E alcuni oggetti sono, per esempio, il piatto con dell'acqua, no? Dell'olio utilizzato, del sale, dei chicchi di grano, in alcuni casi anche quella che noi in logudorese chiamiamo giamendula e mare, che sarebbe quel fossile, no? Delle pietre, vedo. Sì, è un fossile, quella che sarebbe una sorta di conchiglia antica, diciamo così, no? Che se non erro si trova spesso negli strati di Marna, no? Per dire. Ma a mio avviso ha una, come dire, rifunzionalizzazione molto molto personale di quelle che forse si sono viste, o che il popolo ha visto, quelle che sono le pratiche dell'esorcismo, perché ci sono molti elementi che richiamano quegli aspetti. Ovviamente l'esorcismo ha un'altra particolarità, infatti per esempio il CICAP, che ricordiamo è questo ente così importante appunto che indaga su questi fenomeni, quindi deve trovare, no, un nesso scientifico, o comunque deve dare delle disposizioni per avere anche un modo critico, no, di vedere queste cose, questi aspetti. Ha indagato anche sul malocchio e ha visto degli aspetti che sono assolutamente spiegabili, come per esempio la pulizia del piatto, ne dico una per dire, no? Quindi a seconda di come si pulisce il piatto, no? Se si lascia un alone di olio è ovvio che poi quell'altro olio inserito lì all'interno darà quelle che sono quelle linee, non so, per esempio, ecco, sei pieno di invidia, sei pieno di occhio malvagio, no? Perché c'è la linea dell'olio, in realtà poi è una condizione che si è sviluppata dal punto di vista fisico. Questo però non vuol dire che chi pratica, diciamo così, Samenighina e Soju ha una impostazione dal punto di vista intellettuale verso il malato di, non so, truffa
cose del genere, perché la maggior parte delle volte, se non sempre, se non tutte le volte, non si chiede nulla in cambio dal punto di vista di denaro, quindi non c'è questo rapporto di estorsione o meno, ma c'è un rapporto di una pratica di una persona che crede in ciò che fa perché l'ha come dire, ereditato, anche se non è un'eredità così diretta, ma alcune persone possono essere indicate pratiche di questa, no? Come dire, di questo potere, se vogliamo. E quindi non c'è questo aspetto, come invece può capitare in altri aspetti definiti di magia, per esempio. Diciamo che in questo caso qui entriamo anche in un ambito che è quello delle pseudoscienze, della parapsicologia, se vogliamo, quindi bisogna fare attenzione, ed è un elemento di medicina, fra virgolette, ovviamente utilizziamo questo termine, che utilizza degli ambiti esterni, degli oggetti o dell'oggettistica, no? Quindi abbiamo parlato di piatti, c'è anche l'imposizione delle mani, alcune persone fanno anche un'imposizione delle mani, che deve scongiurare questa antichissima superstizione, alla fine, che vediamo anche dai tempi dei Romani, del malocchio. Quella che è la funzione odierna è, secondo me, molto simile a quella che, insomma, è una ricopiatura malfatta di un esorcismo, se vogliamo. Invece è interessante, per esempio, spero di aver risposto un po' a quello che mi chiedevi, quello che invece, per esempio, questa erba di San Giovanni può invece essere rilevante dal punto di vista anche medico, se vogliamo, perché è una pianta sempreverde, e noi abbiamo delle immagini appunto che andranno in onda su questo, dove ci si può ricavare un diverso tipo di medicamento, per esempio l'olio di iperico, che ancora oggi si fa, viene utilizzato specialmente perché guarisce praticamente ottimamente le ferite, oppure non so, anche la psoriasi. Certo, le erbe medicamentose sono sempre esistite e sempre utilizzate. Ed è un elemento che vediamo anche ancora nell'Ottocento, anche insieme ad altri elementi, diciamo così, di medicine chiamate moderne, per esempio, no? Che sono anche medicine ricavate anche da minerali, se vogliamo. E poi lo vedremo anche questo aspetto nella puntata appunto prossima, quando parleremo degli aspetti del lavoro, no? E quindi vedremo che c'è anche questo aspetto dell'iperico, anche sotto forma di unguento l'iperico, chiamato Elva de Santo Ioanne, perché anche lì il sardo insomma, da diverse epoche ha dato la possibilità di, come dire, affiancare un santo, San Giovanni Battista, perché la fioritura massima di questa pianta è in quel periodo appunto della natività del Battista, e quindi viene utilizzato anche per, come dire, ad uso, come dire, per scacciare anche i demoni, se vogliamo, in questo senso. È effettivamente riconosciuta ancora oggi, insomma, anche oggi dalla medicina questa pianta, e ha un valore molto importante. Io aggiungo che sarebbe così bello ricordare che forse nell'ambito delle tradizioni popolari sia lecito, anche la Chiesa tiene appunto che sia lecito questo aspetto, che alcune persone quando utilizzano l'olio iperico dicono una preghiera, un'orazione, non so, di tipo cattolico cristiano a San Giovanni Battista. Ci sono diversi gozos a San Giovanni Battista, ma anche a volte io ho avuto modo di sentire anche un Padre Nostro, per dire. E quindi, insomma, la differenza tra questi aspetti cosa può essere? Quello che è l'andare dei tempi è quello che ovviamente la medicina oggi ci dà, per fortuna, e anche la scienza ovviamente ci offre, ma anche, diciamo, lasciare quel piccolo spazio a coloro che nella natura trovano quello che lecitamente può essere utilizzato per avere un medicamento, e quindi anche in un rapporto magari, come dire, intellettuale. Certo, fermo restando che appunto bisognerà sempre e comunque avere, che dire, la possibilità di continuare a guardare la medicina, quella della scienza medica, quella sì, di tutti i giorni. Assolutamente sì. È il senso anche di questa puntata che ci porterà alla prossima, dove vedremo appunto un rapporto diretto con quelle che sono le nuove scoperte anche poi dell'Ottocento, che anche qui in Sardegna sono arrivate, appunto, di queste nuove scoperte, soprattutto in ambito anche di queste medicine derivate non dalle piante ma dai minerali. E quindi era questo, insomma. Va bene, allora Bruno, noi ci sentiamo per la prossima settimana, per la prossima puntata. Bene. Ci vuoi già dire, hai anticipato qualcosa poco fa? Sì. Di che cosa parleremo? Abbiamo parlato delle ferrovie, ti ricordi? Abbiamo parlato anche di questo, ma era interessante perché alcuni mi hanno chiesto ma come nel lavoro?
a fine 800, 900 qui in Sardegna, visto questa grande rivoluzione insomma che le ferrovie Quindi hanno parleremo di portato. lavoro. E anche di medicina in quel senso, perché diremo Ecco. anche non solo le fatiche, La famosa medicina del lavoro. cioè insomma. come si doveva comportare un lavoratore in quel senso. Va Quindi bene. parleremo di questo E noi aspetto. ti aspettiamo per sabato prossimo. Grazie. A voi a casa vi ringrazio per essere stati ancora una volta con noi, vi esorto come sempre a continuare a guardarci dal nostro sito www.teleg.tv, dove troverete la nostra diretta, tutte le nostre trasmissioni e mi raccomando, sempre il concorso. Vi avverto che ad oggi ancora non è stato vinto il secondo premio per quanto riguarda il nostro concorso Telegiocando, quindi partecipate www.teleg.tv. Ciao a tutti.